com'è cominciato? La tua famiglia si è sempre occupata di pesce, no? Sì, io ho sempre conosciuto il pesce perché dai tempi di mia nonna abbiamo sempre commercializzato pesce, dal pesce di acqua dolce fino ad arrivare ai pesci di tutto il mondo. E per me era normale avere il pesce sempre in casa da poter utilizzare per qualsiasi tipo di situazione. Non ho mai pensato di utilizzarlo per questo, lo utilizzavo per copiarlo e dipingerlo. Adesso mi è venuta questa illuminazione di far diventare il pesce un materiale nobile, la pelle del pesce, perché non è giusto che diventi scarto, o almeno in questo modo ci ricordiamo di che cosa ci ha dato il pesce in natura. Senti, ma non puzza dopo un po'? Il pesce dopo 3 giorni puzza? No. Come lo tratti? Mi hanno chiesto se bisogna metterlo in frigo, no. C'è tutto un procedimento che io ho imparato lavorando con i musei di scienze naturali di tutta Europa e che ho elaborato, perché come sappiamo nei musei il pesce una volta messo in formalina rimane bianco, con dei procedimenti che non posso dire. Riesco a mantenere il colore come se fosse vero, perché il prodotto viene lavorato da fresco, quindi non è né conciato né fatto nulla, viene lavorato da fresco. The stars are looking down on you and me. Sweet breeze of the wind, your smile, all your worries are behind. You don't need them anymore. Very nice hat. We will enjoy the night and life. So beautiful to be here, so beautiful. By the summer night and music of the sea.